Ed eccoci amici, grazie Luca dalla regia centrale, mi dà la linea, prendiamo la linea dal porto di Cetraro come vedete per Obiettivo Turismo. Ci siamo anche per oggi, ieri ci siamo trovati a Lorica sul battello, insomma. Oggi ritorniamo al mare sulla costa tirrenica cosentina per continuare questo viaggio. Il martedì e il venerdì insomma, faremo visita sia sul Tirreno che sullo Ionio, insomma strutture. In questo caso siamo in mezzo al mare perché era d'obbligo oggi dare la possibilità anche a Natalino Scarpelli, che insieme a me adesso fra poco ve lo farò conoscere. Giornata brutta stamattina sulla costa tirrenica, tuoni, lampi, insomma era l'ira di Dio, era successo, però poi in qualche modo siamo riusciti a far uscire il sole, insomma grazie Natalino per... Allora Natalino Scarpelli lo saluto. Avessi questo potere. Sei stato tu, insomma. Grazie per l'ospitalità, insomma oggi facciamo questa costa tirrenica perché è veramente bella, però naturalmente io volevo chiederti, naturalmente dopo questo grande lockdown che c'è stato, il lockdown naturalmente delle imprese, c'è stato un fermo totale, la nautica come è andata? Ferma anche o no? No, devo dire che al contrario di moltissime attività turistiche purtroppo ancora ferme per questioni di sicurezza, la nautica è stata vista come un modo per non creare assembramenti e non invadere troppo le spiagge, quindi c'è una grossissima richiesta sia di nuovo e sia di noleggio. Vabbè, ma voi non siete stati fermi comunque, perché ho visto che avete trasformato l'azienda gratuitamente, avete fatto tante mascherine, insomma per le... Avremmo preferito continuare con il nostro lavoro, quindi però quando succedono queste cose in una società bisogna essere partecipi nel bene e nel male, e noi abbiamo prodotto circa 4.000 mascherine nel momento peggiore, donandole a tutti gli ospedali, a tutte le forze dell'ordine, le associazioni, ho visto, sì, che ne hanno fatto richiesta per quello che abbiamo potuto, poi era... Senti Natalino, invece volevo chiederti, la nautica qui Cetraro insomma è un porto importante, adesso è diventato, tra quello di Vibo Cetraro è diventato un crocevia, innanzitutto un crocevia per le olie, quindi tutte le barche che arrivano da nord fermano qui perché oltretutto c'è il rifornimento della benzina, e quindi è diventato un crocevia molto molto importante. E poi comunque per noi cosentini è diventato il porto di riferimento, il porto è tenuto molto bene, è abbastanza pieno, è rimasto poco spazio ancora, però infatti questo è quasi tutto pieno. Però c'è già in programma e in progettazione un ampliamento del porto lato Capitaneria, quindi questa amministrazione bisogna che sta facendo bene. Sì. È la cosa più importante. Io volevo chiederti, in effetti poi incentivi dallo Stato ne avete avuti o no? Perché poi si sa, questa dice ma è un'azienda che ha la nautica e c'ha i soldi o meno, lo voleva sfatare questa cosa. Sì, è un luogo comune che bisogna assolutamente sfatarlo. Certo, ci sono barche di un certo livello. Ma è come le case, ci può essere la casa che uno dignitosa, ci può essere una reggia che però... Senti, invece vi è stato vicino, avete avuto dei contributi voi come... No, assolutamente no, il settore non è stato assolutamente aiutato e assolutamente incentivato, né tramite i privati, quindi come è stato per le altre aziende, il turismo, che hanno dato quell'incentivo lì. Ai privati che vogliono approcciare alla nautica non è stato riconosciuto niente, e a noi men che meno. Poi c'è la postazione della Guardia di Finanza che vediamo, sono sempre all'opera. Sì, sono di passaggio, perché nel porto c'è soltanto come stazionamento la Guardia Costiera. Questo fa capo a Vibo. A Vibo, quindi loro sono di Vibo? Sì. Ho capito. Senti Natalino, innanzitutto, vabbè, poi più che altro dicevi delle barche, no? Sono accessibili un po' a tutte queste barche? Sì, poi noi da 4 anni abbiamo utilizzato la formula del noleggio, e quindi... Poi ne parliamo con Michele, c'è tuo figlio che si occupa di questo, poi magari lo chiederemo anche a lui questo, no? Ma una barchetta media per comunque
uscire e farsi un bagno con la famiglia di 5 persone, quindi parliamo di una barchetta di 5 metri, l'entry level della nautica con un 40 cavalli che si guida senza patente, siamo tra i 20 e i 22.000 euro. Sì. Quindi non parliamo di cifre. Ricordiamo che per chi ha la barca fino a 40 cavalli non c'è, non c'è patente. l'obbligo della patente fino a 40 cavalli. Successivi ai 40 cavalli poi c'è l'obbligo della patente. Ma voi fate anche questo tipo di servizio? Noi facciamo anche i corsi per la patente che cominciano a gennaio e finiscono ad aprile-maggio, e quindi facciamo conseguire la patente a chi ne è sprovvisto. Senti, mi parli di Antonello Salvi, uno dice chi è Antonello Salvi, perché so che avete personalizzato anche la barca di questo famoso pescatore che ormai non so quanti milioni di follower. Intanto è un campione del mondo. Però quindi... vedi, la cosa bella è che noi abbiamo delle aziende calabresi, no? Che sono leader in molti settori, magari non li conosce nessuno. Io devo dire che la mia azienda nel campo specifico è abbastanza conosciuta e abbiamo dei grossi riconoscimenti, forse più fuori come sempre succede. Guarda la telecamera di là. Che in casa, però voglio dire, siamo un'azienda molto molto importante per quello che riguarda la nautica. Ma so che insieme a Ranieri, avete Ranieri è l'azienda di Soverato. Abbiamo varie concessionarie, una di queste è Ranieri. Adesso stiamo uscendo dal porto di Cetraro, sì, questo è l'ingresso, l'uscita, ecco, siamo quasi a mare aperto da qui a poco. Da qui a poco saremo, sì, a mare aperto. Ma le dico, qua non cado, io sono sicuro che non cado. No, tranquillo. Ma quello per un microfono, capite? Solo per quello. No, secondo me io cado, però insomma, mi faccio un bagno a mano. Allora, che stagioni ci aspettiamo? Perché questa è la domanda che si fanno un po' tutti, no? Ma la stagione che ci aspettiamo, intanto la stagione per quanto riguarda le vendite è praticamente fatta, più o meno. Invece per quanto riguarda il noleggio è da fare, sì, è ancora da fare. Devo ripetere che la stagione è andata abbastanza bene. Non abbiamo avuto un calo, abbiamo avuto un grossissimo ovviamente calo di fatturato nel periodo del lockdown, pazienza, quello ci stava. Vabbè, è normale. Certo. Poi per fortuna a maggio, giugno e luglio, questi primi giorni di luglio, ci hanno messo in condizioni di comunque fare una stagione economicamente parlando buona, anche soprattutto per la sopravvivenza. Noi siamo in 10 in azienda, quindi non è semplice. Non è facile, certo. Scusate se le immagini traballano, però purtroppo siamo in mare adesso, quindi... insomma il mare da qui a poco si agiterà e si capovolge il gommone, state tranquilli, calma e gesso. Ecco. Comunque abbiamo la Guardia di Finanza che ci scorta. Sì. Va bene, adesso Michele vai piano, che chi va piano va sempre per la Spezzano, anche se è difficile da via mare, però ci andiamo sicuramente. Quale azienda avete voi, Natalino? Ci sono marchi importanti, no? Rappresentiamo come barche grandi che vanno dai 9 metri ai... Robertino, fammi un primo piano a sta Guardia di Finanza che va via. 8 piedi. Che barca è questa, Natale? FB è un cantiere che costruisce solo per la Guardia di Finanza e i pompieri. Ah, quindi solo loro hanno questo tipo? Sì, costruiscono solo per loro. Questo adesso vanno a Vibo? Rientrano a Vibo, sì. Secondo me, Natale, io non so come mi vedo qua sopra, però stai sereno. sto sereno, lo sai, però vabbè, allora è stato pericoloso che dovevamo andare dentro. Però il fatto che prima sono saltato, va bene, comunque. Ma Granchi ce l'hai anche tu? Granchi. Sì, Granchi è un cantiere italiano, un cantiere molto importante. Molto importante. È un cantiere a livello mondiale. Io so che faccio, Natale, lasciami perdere che mi tocca sotto. No. Sto più tranquillo perché... No, devi sapere che ci sono, capito? Va bene, lasciami. No. È meglio qua, sto per terra, sto a terra che è meglio. Qua non mi muove nessuno, va bene. Stavo dicendo che questo cantiere è un cantiere molto importante. Sì. Produce barche che vanno dagli 8 metri fino ai 24 metri,
barche di lusso, e noi lo rappresentiamo per tutta la Calabria. Vabbè, guarda, l'operatore secondo me lo troviamo adesso. Motivo d'orgoglio. Senti, invece per quanto riguarda naturalmente anche il discorso delle barche, che poi è così, l'innovazione delle barche si rinnova ogni anno, no? Quindi la barca ogni quanto... Diciamo che è come le macchine, è come tutta la roba tecnologica, ha uno sviluppo, però non dobbiamo pensare che proprio come il mondo dell'auto. Il mondo dell'auto viaggia a ritmi oramai veramente inarrivabili. La nautica non ha necessità di queste innovazioni, sono molto molto più lente rispetto al campo auto. Invece tienimi una mano al Comrex lì, perché secondo me il nostro aggiunge se ne va in mare e poi siamo belli fritti. Allora, prego, comunque stavamo dicendo, ma non c'è stato mai sto mare così, Natalia? Stamattina era ancora peggio. Stamattina era peggio, sì, ci ha graziato. Sì, ci ha graziato. Quando ci siamo sentiti che avevo delle perplessità. Lo so, perché c'erano tutti, lampe, ora che mettiamo la prua verso nord, vedrai che... E allora mettiamo sta prua verso nord, così noi qua veramente... allora, poi in qualche modo il settore, diciamo, vostro è completo, no? Perché è vario... Ma vorrei ritornare un attimino sulla parte di Antonello, sì, che l'abbiamo lasciata a metà, credo. Sì. Allora, Antonello intanto è un campione del mondo, è il campione del mondo di Antonello Salvi stiamo parlando, Di Antonello Salvi, sì, campione del mondo di pesca a traina. È un ragazzo che vale 45.000 visualizzazioni al giorno fra YouTube, Instagram, Facebook e i vari social, quindi capite bene che è un personaggio oramai affermato in tutto il mondo e che noi abbiamo l'onore di supportarlo tecnicamente. Oramai gli forniamo la barca, gli assistiamo la barca da 7 anni, quindi insomma abbiamo fatto un lungo percorso insieme. E quest'inverno mi sono fatto promotore di un accordo tra Antonello Salvi, la Honda e Ranieri. Ah, sì. Anche un cantiere calabrese, era bello. So che hai aperto anche in America, sì, negli ho Stati fatto Uniti. una filiale a Miami, sì, Ranieri. E quindi oggi doveva essere il giorno del varo della barca nuova di Antonello, però purtroppo le condizioni del mare stamattina non lo permettevano e quindi abbiamo rinviato. Avete rinviato, sì, senza dubbio. Però ritorniamo naturalmente anche a voi, fate rimessaggio, fate tutto, insomma, no? La mia azienda si occupa a 360 gradi di nautica, l'unica cosa che non facciamo è la produzione. L'unica cosa che non facciamo è la produzione, cioè commercializziamo i prodotti che fanno i vari marchi che rappresentiamo, quindi Cranchi, ripeto, Saver, Ranieri, poi abbiamo i gommoni, rappresentiamo i gommoni della Honda, i Forexi, e i gommoni anche di Ranieri, perché Ranieri da 4-5 anni ha spostato l'attenzione anche sui gommoni, facendo una gamma di gommoni che va da 5 metri ai 12 metri. Senti, Natalie, qua stai una palata, cioè, se mi metto lì sopra. Bene, ma tu ho visto che stai bene, così. Io abituato. Ma tu sei un marino, sei un lupo di mare, sei un lupo da sila, quindi va bene. Però voglio dire, io se mi metto qui sopra, ma dici che si calmava, invece non si calma niente, si muove. Però la cosa bella è che voi l'assistite, date un'assistenza continua. Tutto l'anno, no? Uno può comprare una barca, poi l'inverno la può portare al tuo deposito. In questa attività il post vendita è fondamentale. Mi alzo un po', che voglio cadere a mare, vedete se non ti vedevo così. In questa attività il post vendita è fondamentale, anche perché capite bene che un motore che cammina in acqua ha sempre bisogno di assistenza. Che non cade. No, mi dice Michele, tirati qua, non cade. No, cado, stai tranquilla che c'era che cade. Mamma mia, una cosa, vabbè, sono le 15:22 in questo preciso istante, siamo in alto mare, siamo vicini, siamo in alto mare, è la canzone della Bertè. Ma a proposito di Calabria, no, tu hai sentito, secondo te cosa manca in questa nostra terra? Perché abbiamo mare, sole, montagne, noi abbiamo turismo, tutto. La Sila, ieri abbiamo fatto l'Orica, bellissima. Noi potremmo vivere solo di turismo ed essere ricchi tutti.
ma purtroppo chi ci governa, chi ci comanda, evidentemente non la pensa nello stesso modo. Ma E perché quindi dove bisogna intervenire secondo nelle te? infrastrutture e nella promozione della nostra terra. Vabbè, la promozione non la faranno, nel Muccino fanno un cortometraggio, quindi che diamine. E perché mi guarda il cinese, capite? Scusami, c'è questo Se non si fa Bova, Muccino, ci voglio dire, facciamo un cortometraggio, secondo me questa è una bella promozione, no? Sì, sicuramente Fabio, però a valle della promozione c'è bisogno della formazione degli operatori turistici. Non è possibile. Dobbiamo Dirla, avere però la cultura, tu non dobbiamo lo avere vuoi dire, non è la cultura. ci manca la cultura dell'accoglienza del turista. Noi sembra che quando arriva il turista ci toglie la nostra terra, e non è così, non deve essere così. La nostra terra ci deve fruttare e deve dare modo di attirare sempre di più turisti. Quindi cultura e infrastrutture. Sì. Fatto questo, promozione viene dopo, perché prima della promozione devi fare infrastrutture. Se no, se arrivano i turisti e non siamo in grado di riceverli, perché non siamo capaci proprio nemmeno a dialogarci e non abbiamo le strutture dove farli dormire, dove farli divertire, è inutile che facciamo promozione. Quindi a valle vanno fatte prima la BC e poi facciamo la promozione. Ma quello senza dubbio, però sicuramente questa Calabria ha tanto da offrire, no? No, Quindi poi chi viene qui adesso è scoppiata sta polemica questi del Bangladesh, del Pakistan, adesso sul Pakistan o del Bangladesh, però voglio dire, via la Mantea, c'era la bandiera blu, insomma è arrivato qui, anche questa è stata una mossa sbagliata, no? Incapacità di gestire i piccolissimi problemi, perché non stiamo parlando di problemi enormi, cioè 30 persone che sono arrivati a Roccella, non è possibile che mettano in ginocchio, rischiamo di mettere in ginocchio una regione intera. Li prendi, li chiudi in un albergo, ce ne sono tanti vuoti e non utilizzati, li chiudi lì dentro 40 giorni. Oppure qualcuno mette quello per sta nave, abbiamo queste navi, la lascia in mezzo al mare lì e stanno lì buoni. Una nave, ma le No, soluzioni perché poi le soluzioni ci potevano essere, però in quel momento magari una cittadina balneare è ovvio che gli crea un po' di problemi. Però lasciamo perdere questo, poi il turismo, c'è gente che lavora per questo, quindi facciamo lavorare perché c'è una nuova giunta regionale. Noi dobbiamo dire così perché sono da più anni che insomma diciamo sempre le stesse cose, ci auguriamo che veramente questa sia la volta buona, dai. Dobbiamo crederci, no? Guarda, io sono un ottimista per natura, per natura. Tant'è che ti dico che non cadi, sì, sono sicuro lo so, che mi reggo, vedi che io sono per un ottimista, però quando la realtà è contro a qualsiasi forma di ottimismo. Senti Natale, ma ste barche costano tanto veramente? Ma no, è un luogo comune, poi ripeto, una barca costa cioè tu da che meno segmenti parli? Parliamo Anche l'usato, tu hai l'usato? Certo, abbiamo anche dell'usato, c'è una barca già buona, sì. 5 metri, 5 metri e mezzo, con un 40 cavalli di ultima generazione, con 8.000-9.000 euro. Nuova, stiamo alla barca no, nuova. parliamo di usato. Ah, usato, sì. Se non nuova andiamo sui 20-22.000 euro e già uno ha una barca per passare la giornata con la famiglia tranquillità. Al mare. Invece qualche usato che diciamo c'è qualche amico adesso che ci vede che dice ma me compra una barchetta, dice, ce l'hai qualche usato diciamo, sì, ancora di meno perché noi siamo così non l'abbiamo, così è rimasta. Anche se ripeto no perché noi dice questa crisi qua un problema, soldi non ne girano, dice uno sente 20.000 euro ma però insomma stiamo parlando di una barca diciamo nuova 5 metri, uno sta a mare e si diverte. Certo, stavo dicendo che usato ancora qualcosa è rimasto, anche se con la fortissima richiesta del noleggio molte le abbiamo prese. Ecco, poi nella seconda parte parleremo del noleggio con Michele che è il figlio di Natalino, naturalmente lui parla 7-8 lingue, però io solo un po' di italiano, se vuoi possiamo parlare, perché lui cosa studia? Studia fuori? Ingegneria. E come mai c'è questa passione per queste lingue, inglese, francese? Per loro è facile apprendere, io è l'unica cosa che mi è mancata nella vita e invidio chi sa. Ma com'è nata questa tua passione per il mare, Natalino? È arrivata
dalla capacità di mettere le mani sui motori. Dico, ti sei inventato qualcosa? Sì, mi sono inventato. Perché so che tu vai in moto però. Beh, la mia storia è Tu sei un campione. la mia storia sportiva è il motocross, ho corso in tutto il mondo e tutte le motociclette sono state sempre fatte in casa da mio papà e da me, e quindi una grossissima competenza tecnica. Tuo padre pure con le biciclette, non ci Sì, è una scherza. passione di bici, sì. Però voglio dire, vedi, poi si passa alla nautica. Perché era un'attività nuova che a Cosenza non c'era e nessuno ha mai pensato di farla. Io a febbraio faccio 30 anni di attività. Sì. Quindi 30 anni fa a Cosenza nessuno faceva nautica, oppure qualcuno faceva qualcosina, ma niente di che. Adesso c'è un capannone grandissimo. Siamo su 25.000 metri quadrati di area totale e abbiamo circa 10.000 metri quadrati coperti. Sì. Nessuno Sì. ci credeva, io ho un'attività nautica in mezzo alle montagne. C'è uno magari gioca in mezzo alle montagne di Carolei, tu trovi. Però Saluto il sindaco di Carolei, a noi, Francesco, lo salutiamo se ci segue. Però guarda Natalie, ci dobbiamo fermare perché mi è arrivata una voce dall'aldilà, che è dalla regia di Teleuropa, che mi dice che abbiamo la linea della regia per la pubblicità. Sono le 15:30. Noi siamo sulla costa tirrenica tra Cetraro, adesso arriveremo a Cirella, poi arriveremo anche a Praia Mare, l'Arco di Ciaccio, l'Arco Magno, vabbè, l'Arco di Ciaccio c'è cosa. Ci fermiamo un attimo, la linea alla regia fra poco. A te. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ecco qua, siamo ritornati, sì ci siamo, grazie Piero dalla regia centrale di Teleuropa Network, le immagini vi giungono da Cavinia, siamo sulla costa tirrenica cosentina e vedete queste meraviglie, è veramente bella, l'acqua è sempre più blu, guardate qua che meraviglia. Mo' è un problema che io devo raggiungere Michele sulla... Quanto è lungo questo gommone, Michele? 13 Siamo intorno agli 8 metri. 8 no? metri, Sì, motorizzati con 250 cavalli. Eccomi qua, guardate qua, uno spettacolo veramente unico questo di Cavinia oggi, un mare veramente bello, blu, nel blu, dipinto di blu. Allora, siamo in diretta, cari amici di Teleuropa Network, per Obiettivo Turismo. Ogni martedì e venerdì cerchiamo di raccontarvi anche questa Calabria che lavora, la Calabria che piace a tutti noi, insomma. Michele è il figlio di Natalino. Ciao Michele, come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Se vuoi salutare gli amici in inglese, tutti gli inglesi che seguono qui la nostra... Hello, we are from Italy, South Italy. We are in Calabria and here is the sun. No, dirlo che qua, insomma... Sì, qua c'è il sole tutto l'anno, qua abbiamo un bellissimo mare, forse poco sfruttato, però Guarda, ci stiamo provando. hai detto una cosa, guarda lì, allora, Michele, hai detto una cosa, sarà unica, sacrosanta, abbiamo il sole tutto l'anno e non è da poco, perché avere il sole 10 mesi all'anno quasi, o 11, è veramente cosa rara, Sì, è una situazione che dovrebbe essere sfruttata, pure perché abbiamo delle coste che sono praticamente stupende. Non hanno niente da invidiare ad altri posti quali la Sicilia o la Sardegna, assolutamente, dove il turismo, qua, che bellezza, il turismo è praticamente come il pane. Abbiamo... Allora, aspetta, ferma. Allora ragazzi, un tuffo veloce, che fate, un tuffo? Allora, un tuffo in diretta per voi, ecco che siete pronti? Vai, come ti chiami? Vai Giovanni, allora Giovanni, per voi. Sì, vai, eccolo qua. Ah, che spettacolo, Giovanni, tu invece, tu da Spagna, ci sei? Vai. Bello, guarda qua. Un tuffo dove il mare è più blu, ragazzi, questo in diretta da Cavinia. Grazie ragazzi, ciao. Un abbraccio a questi ragazzi, Beata Bu, voglio io là sopra, bello, bellissimo. Io mi sono tuffato da San Nicolarcella. Ti siete fatto da San Nicola? Sì. Complimenti a te. Beh. Qua siamo a Cavinia, vedete, è un'altra meraviglia, guardate che grotta qua, veramente bella.
siamo sulla costa tirrenica cosentina insieme a Michele Scarpelli, natalino naturalmente della Nautic Caravans, e guardate che spettacolo questa insenatura e questa roccia veramente unica, direi. Ma poi abbiamo tutta questa zona che è bella, Michele. Qua ci sono attenzione Natalie, che ci sono delle ragazze che non vorrei che... eccole qua. Allora ripeto, questa Calabria che è bellissima. Adesso voglio parlare con Michele. Con Michele voglio parlare del noleggio. Sì. Ciao ragazze, buongiorno. Buongiorno. Salve. Tutto bene? Guarda qua che spettacolo. Complimenti a loro, a Tavolozzo. Vabbè. Allora Michele, stavi dicendo, voi date la possibilità a chi non può comprare la barca di noleggiarla. Sì, noi facciamo un noleggio, come abbiamo detto, noi siamo sulla nautica a 360 gradi, stiamo cercando di evolverci anche molto sul noleggio a 360 gradi. Quindi si parla di giornaliero, si parla di noleggio a lungo termine anche, quindi è una cosa, diciamo, che sta prendendo piede molto. In questi ultimi anni stiamo avendo molta risposta positiva da qualsiasi età, nel senso qualsiasi fascia d'età si sta approcciando alla nautica. È bello vedere anche persone come me di 20 anni, 21, anche 18, ma anche persone più piccole approcciarsi alla nautica, diciamo dei neofiti di questo settore. È una cosa stupenda, vedere ragazzini girare con gommoni senza patente penso sia la cosa più bella, oltre che persone di molto più grandi, di 50 anni. Cioè, comunque vada, è un'azione che si può fare a tutto l'anno, a 360 gradi, però soprattutto nei periodi più caldi, quali luglio e agosto, dove... Senti Michele, devo chiedere, invece per noleggiarla, che voi siete come riferimento al porto di Cetraro, oppure vi devono chiamare, come funziona? Ma fate noleggio anche a lungo termine, come funziona? Il noleggio a lungo termine, per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, noi mettiamo la barca in acqua o il gommone in acqua in qualsiasi porto della Calabria. Lo date già compreso di benzina, di gasolio? Compreso il costo barca, assicurazione, la benzina ovviamente. Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine è a carico della persona che... Per quanto riguarda invece il noleggio giornaliero, sì, siamo in sede al porto di Cetraro e stiamo cercando di spingere molto su quel porto perché è una buona base, porto di Cetraro, Sì. Senti, in realtà poi uno anche per un giorno la può fittare. Certo, sì, stiamo parlando appunto del fitto giornaliero di patenti. Sia dei 40 cavalli, che cosa avete? Gommoni e barche? Abbiamo oppure... gommoni e barche. Ma adesso i giovani vogliono più i gommoni, Sì, penso che sia un'esperienza molto più ma adrenalinica. Questo, guarda, adesso più tardi, quando siamo verso la fine della trasmissione, vi faccio vedere a quanto va su gommone, perché veramente questo vola, poi al limite anche perché non possiamo correre che cade la linea, però in qualche modo ci proviamo alla fine quando rientriamo a Cetraro, vi farò vedere che questo vola. Allora, scusa, stavi dicendo, ti ho interrotto? No, stiamo parlando del giornaliero. Sì, il giornaliero, sì. Stiamo vedendo che sta andando molto, ma è una cosa che stiamo promuovendo da anni perché abbiamo visto che in altre regioni funziona, anche nelle zone di Tropea per esempio, è una cosa che ormai fanno da moltissimo tempo, quindi spingere anche su questa parte di costa sarebbe la cosa, diciamo, la mossa migliore per i turisti, anche per le persone del luogo che comunque vogliono passare una giornata che non sia quella in spiaggia, la solita. Quindi basta chiamarli, quindi loro sono a vostra disposizione, volete fittare anche senza patente, 40 cavalli possono farlo. Però vedi, la cosa bella è che noi siamo in diretta, non prepariamo niente, perché non è facile fare una diretta così in mezzo al mare, vedi, sono le 15:40 in questo preciso istante, c'è un sole che picchia, siamo in diretta qui sulla costa tirrenica cosentina con Obiettivo Turismo. La cosa bella è questa, perché magari è facile poi registrare le cose, noi facciamo tutto in diretta, non si sa quello che succede, abbiamo tuffo dal vivo dei ragazzi, però chissà, mai troviamo qualche squalo, qualcosa. Vabbè. Allora, questo invece è Cavinia, bellissima, c'è lì un lido famosissimo, però ecco, vedete che insenature e che rocce bellissime, insomma, chi non ha fatto un bagno qui a Cavinia e magari fittando una barca durante l'estate si può venire qui, magari come anche Cirella, come l'Arcomagno, io ho detto l'Archigiacci prima, però l'Arcomagno, insomma, Praia a Mare, abbiamo su questa costa tirrenica, ricordiamo anche Belmonte, che c'è l'isola anche di Belmonte, però insomma, Michele, a questi giovani, a questi tuoi colleghi coetanei, cosa vuoi dire? Voglio dire che la nautica
parliamo del noleggio, è una cosa accessibile, cioè è una cosa che si può fare benissimo tra 4 amici, una giornata diversa, si spende. Quando giù sfatiamo sta cosa, perché qualcuno dice mezzi che sono a parte, quando ci vuole? Ma anche molti miei amici chiedono, ma dai, facciamo quando ci vuole per un gommoncino? Per un gommone 40 cavalli senza patente stiamo parlando dei 150 ai 180 euro al giorno. Tutto il giorno? Tutto il giorno, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Con la benzina ci pure la benzina? No, benzina esclusa. Benzina esclusa, ma quanto può consumare, diciamo? 20-30 euro, 40 euro? Stiamo parlando che fino a Cirella ci aggiriamo intorno alle 50 euro con un 40 cavalli. Ovviamente se portiamo 6 persone, se cominciamo a portare 6 persone, quindi va bene, 30 euro a testa, insomma fate una giornata diversa. Si fa una giornata diversa, si ha un'esperienza diversa, si ha un contatto con il mare totalmente diverso da quello che può essere la spiaggia, da quello che può essere la solita balneazione. È un'esperienza che secondo me va provata. Va provata, sì. Insomma, al costo di una pizza, 6 persone, insomma, 30 euro a testa, vi fate una giornata di mare ed è bella, è un'opportunità questa che bisogna provare, come diceva Michele, magari anche con i figli, piano piano. E le famiglie, gli amici, il noleggio è per tutti, il noleggio è proprio per tutti. Invece questi con le patenti costano di più, praticamente, questi come cavalli andiamo a vicino. Si parla di un gommone di 9 metri, stiamo parlando intorno alle 500 euro al giorno per quanto riguarda soltanto l'affitto. Però stiamo parlando anche sempre di più persone, si possono imbarcare più persone. Quindi questo 8 metri. Siamo 8 metri, siamo abbastanza. Quanto ci vanno 10-12 persone? Siamo 10 persone, sì, 10 persone. Quindi alla fine se è una spesa che si può fare tra amici, si fa una spesa. Guardate, io un bagno me lo farei qua, purtroppo. Ma quelli chi sono? Che erano ho visto. Ma come si arriva lì? Sembra nuoto. C'è una scaletta. Delle scale, molte case qui hanno la scala privata. È bellissima, era una coppia, una fotocopia, era una coppia quelli sì, bellissima, guarda, complimenti a loro, a quest'ora alle 15:45, una coppia lì nell'insenatura di Cavini, bello, complimenti anche a loro. Guardate, un mare qua verde e poi guardate un verde limpidissimo. Allora è inutile che diciamo perché questo mare è sporco, poi arrivano delle solite chiacchiere ogni volta e noi ci tagliamo le gambe da soli perché postiamo le foto, c'è un po' di come si dice? Sporcizia e subito la postiamo, quando invece il mare è limpido pensiamo soltanto a farci il Voi notate se vedete un post del mare sporco che è sempre nero di Rimini oppure di qualche altra. Lì è sempre nero, quindi voglio dire, noi qua quando vediamo un po' di sporcizia subito, mare sporco, mare questo, no, non è possibile, dai. No, non si fa così turismo, non si promuovono così le cose, promuoviamo il bello della nostra terra, non le cose negative. È veramente, guarda, eccezionale, oggi una giornata bellissima, c'è il mare un po' mosso, però in qualche modo questa è una cosa che non possiamo gestire. Purtroppo l'abbiamo fatto calmare, ma non poco, però insomma ci siamo lì, siamo riusciti diciamo ad andare in diretta, veramente complimenti a voi per tutto fate durante l'inverno e l'estate, perché voi siete aperti anche però ti volevo chiedere, so che io lo scorso anno ho fatto una diretta qui del terzo quadrante, avete un'associazione per la cultura del mare, si occupa, come funziona? È proprio un'associazione che si basa sulla cultura del mare, sul promuovere quello che c'è di bello nella nostra terra, cioè e approcciare alla nautica anche in una maniera turistica e di cultura, di sapere, cioè diciamo che è un altro modo di vedere la nautica. No, guarda, io più che altro, Michele, io appunto saluto anche la Presidente, che poi Anna Cavalieri, che è la Presidente del terzo quadrante, però avete pulito tutta la spiaggia lì Sì, l'anno scorso per i porti aperti abbiamo istituito diciamo una pesca di spazzatura, cioè quello che era sulla spiaggia è stato ripulito, tutti plastica, quindi residui, tutto quello che viene lasciato dal mare durante l'inverno e anche e soprattutto purtroppo le persone che non si sanno comportare, non sanno vivere in una società civile, lasciano molto spesso la spiaggia e i luoghi sporchi. Infatti ieri, recandomi a Lorica, ci siamo fermati poi con il cameraman, con Francesco, abbiamo mangiato un panino sotto un pino lì, e c'erano praticamente delle bucce di melone lasciate lì, no?
Ci voglio dire. Non posso dire che fin quando è il melone si può chiudere un occhio. Ma dico che ti ci vai da mangiare siamo questo melone, con devi la dire una plastica. busta alla porta. Ho È sempre capito, la però, plastica. caro Michele, anche questa, allora, Quella è una questione di civiltà. a Cosenza buttano la spazzatura, l'ho vista io, dal balcone, la buttano fanno un canestro nella cosa, nel cassonetto, oppure fuori. Per quanto riguarda questo siamo ancora Lancia questo messaggio, dillo, cosa vuoi dire a questi signori che... Voglio dire, tenete di più alla vostra città, tenete di più alla vostra terra, perché è una terra che sa saputa gestire, sa dare molte, ma molte opportunità. Molte persone della mia età se ne vanno, cercano delle nuove, diciamo, avventure al di fuori dell'Italia, ma anche al nord Italia, pensando che sia meglio, quando invece penso che sia d'obbligo investire nella propria terra, perché siamo nati qui alla fine, se si hanno le capacità si può andare perché molti avanti. dicono vanno fuori perché qui non trovano, diciamo, non No, hanno la secondo me vanno possibilità. fuori perché è più facile. È più facile, ma dico perché non deve diventare più facile qui? Perché noi abbiamo tutti questi luminari che sono meridionali e lo dobbiamo dire, noi abbiamo fatto grande il nord, no? E allora cerchiamo di fare grande il sud, anche da parte vostra, Siamo stati bravi ad esportare il nostro cervello in altre zone e non coltivare invece la nostra terra. Ma voglio dire, no, tu pensa, guarda, chilometri di costa, guarda, che state vedendo, abbiamo delle spiagge bellissime, delle insenature bellissime e non c'è nessuno. Qua il turismo si racchiude negli 8-10 giorni di agosto. Stiamo parlando, sì, dei 10 giorni a Ferragosto. Però poi non voglio sentire Federalberghi, allora qua abbiamo avuto un boom, ma il boom qua, dov'è sto boom di turismo che qua si parlano dall'8 al 10 agosto? È ovvio che scendono, no, ma scendono tutti questi i nostri che sono i migranti all'estero e vengono in Calabria. Io non ne vedo gente di Milano qui che decide di venire in Calabria. La gente che decide di venire in Calabria va molto spesso nelle zone del sud. Sì, ma Michele, parliamoci chiaro, sbagliamo, se qui non abbiamo la stessa opportunità. Guarda, ma voglio dire, guarda, vuoto tutto, no? Cioè io ti chiedo e mi chiedo, ma se qui per arrivare in Calabria con un volo all'Italia da Milano alla Mezzia Terme ci vogliono 400-500 euro, un giovane con 100 euro arriva in Spagna, arriva in Grecia, da Milano, da Bergamo, ma che deve andare a fare a Calabria? Vengono in Calabria come ci si arriva in Calabria? E la cosa grave è che poi arriva alla Mezzia Terme, come ci arriva a Scalea, capito il problema qual è? Noi Il infatti ci problema arrivi è in che Calabria. non c'è cooperazione tra i vari step del turismo, quindi non è soltanto avere l'infrastruttura, cioè l'albergo o la discoteca o il bar, ma è avere anche il trasporto, avere l'opportunità di arrivare in maniera facile e soprattutto veloce, perché ormai in questa era si parla solo e solamente di velocità. Nel senso, quanto più possibile si riesce ad arrivare velocemente in un posto. E questa è anche, diciamo, la mia parte di nautica, nel senso a me piace molto la barca a motore per questo motivo, per la velocità, per il senso di adrenalina che riesce a dare. Ieri a Lorico ho visto anche le bici sul lago, un'idea bella, faccio i complimenti alla famiglia Lico che gestiscono anche il battello lì di Lorica, le bici sul lago, veramente bellissime. È una idea nuova che spero possa arrivare anche qui al mare, no? Sì, si può fare di tutto, cioè basta avere l'idea e un po' di immaginazione e qui si riescono a fare grandi cose. Allora guarda, mi sa che da qui a poco dovremo dare la linea alla regia, mi ricordo che siamo in diretta qui sul gommone 12 metri, quanto è questo? 8 metri e mezzo, non finisce mai, da quelli sono 8 metri. Siamo in diretta qui sulla costa tirrenica insieme a Michele Scarpelli, natalino, insomma, della Nautic Caravans, e quindi per promuovere questo discorso del mare e nel stesso tempo anche questo noleggio, se volete passare una giornata al mare lo potete fare, quindi sicuramente loro vi aspettano. Sì. Però Natalino che ride dall'altra parte, Natalino adesso mi devi fare più tardi, dopo che ritorniamo dalla linea alla regia, ne facciamo una spedita diritta a 380 all'ora, come diciamo, no, con la questo non so, quanto va questo? Quanti... La velocità nel mare si misura in miglia. 6 miglia, quanto va? Quanto? Nodi? Siamo intorno ai 47 nodi, come se stessimo a 300, insomma, come se stessimo a 300 ancora mai. Però la percezione in acqua è totalmente diversa, sì. Però ve la facciamo vivere, in diretta, speriamo che poi non cada la linea. Subito dopo la pubblicità mi dicono che forse abbiamo la pubblicità in questo momento, sono le 15:50, le immagini ancora no, mi dicono Pierino che
5 minuti ancora ce l'abbiamo prima di dare la linea alla regia. In questi 5 minuti che vuoi dire agli amici che seguono in questo momento e che raccomandazione vuoi fare? Perché tu hai parlato prima, tu sei un ragazzo, studi qui all'Università della Calabria. Io studio qui all'Università della Calabria, studio ingegneria meccanica, sono al secondo anno e penso che per forza di cose dovrò spostarmi per quanto riguarda i 2 anni, però perché ci sono più opportunità a livello soltanto di istruzione, nel senso ci sono molte... Eppure di quest'unica ne parlano bene. Per quanto riguarda la triennale stiamo parlando di una delle migliori università che ci sono in Italia. Sì. Per quanto riguarda i 2 anni successivi io preferirei spostarmi un pochino, ma è una questione anche più personale che a livello... L'esperienza, dove vuoi andare? Vorrei andare dalle parti di Modena, comunque. Modena Park, c'era Modena Park. Sì, l'ingegneria meccanica. Come è nata questa passione per la meccanica? Per mio padre. Per tuo padre? Sì, sicuramente è una questione... Guardate come gira sta cosa, il nonno e allora il papà, poi il papà, il figlio... Mio padre è molto appassionato di moto, nonché un grande sportivo. Io sono appassionato di macchine, molto più di macchine rispetto alle moto. Mi piace andare in macchina, guidare forte. Senti, comunque anche alle barche, insomma, vivere il mare io penso che sia la cosa più bella oggi, no? È incontaminato, veramente bello. Adesso guarda, come dicevo, c'è un'acqua invidiabile. Ma guarda, ecco Roberto, se riusciamo a far vedere questi lidi, guardate, qua siamo... Dove siamo adesso? Qui siamo nelle zone di Cittadella. Cittadella del Capo, ecco qua, siamo a Cittadella del Capo, guardate, lidi tutti vuoti, siamo al quarto, quasi metà luglio e non c'è niente, guarda, 1, 2, 3 ombrelloni aperti, gli altri sono tutti vuoti. Cioè, eppure questa è Cittadella del Capo, stiamo parlando veramente di luglio. Stiamo parlando di luglio. Cioè, allora voi mi dovete dire, uno dice sia Calabria, ma questa Calabria ci sarà un motivo perché in questi anni non è venuto nessuno? In questi anni penso che il problema principale sia stato... Da cosa dipende secondo te? Il governo e la promozione del turismo. La cooperazione anche tra strutture della stessa zona, nel senso, molte volte quando si ha un turista in casa, diciamo in albergo, se non si ha la stanza lo si manda via. Invece quello che bisognerebbe avere è una fitta linea di comunicazione, perché con la comunicazione si fanno i progetti, si lavora meglio. Nel senso che se uno non ha una stanza d'hotel, chiamo, vedi che stanno arrivando dei clienti, accoglili tu al posto mio. Invece questo non c'è, cerchiamo sempre di rubare il cliente all'altro. Diciamo è una concorrenza sleale alcune volte che non può che recare danno alla nostra amata Calabria. Certo. Comunque, senti, visto che qualche politico ci ascolti, molti saranno lì dietro al televisore, questo è un orario che sono a casa, un po' di mano, e sicuramente anche i politici, c'è quella, anche i ricchi piangono, ma anche i politici ascoltano molte volte. Che vuoi dire agli amici politici? Un messaggio da un giovane e un futuro ingegnere. Di dare incentivi alle aziende che valgono, cioè alle aziende che sono presenti nei settori, non solo nella nautica come noi, ma in tutti i settori della Calabria e del turismo, dare degli incentivi, aiutare a crescere e non cercare di accaparrarsi sempre di più una fetta di turismo, di mercato. Così, come ho detto prima, si crea soltanto un danno, si reca soltanto un danno. Invece la promozione, l'aiuto, anche per quanto riguarda le partite IVA, per quanto riguarda tutto quello che è un'azienda fatta bene, perché se promuoviamo aziende fatte bene si riuscirà ad arrivare prima o poi. Ci sono le aziende, diciamo, ci sono le aziende che valgono. Allora mi dicono sempre dall'aldilà, da Contrada Couture di Rende, che dalla sede centrale diamo la linea alla regia, quindi poi ti chiederò, aspetta, poi ti chiedo se c'è la ragazza o meno più tardi, quindi allora ci fermiamo un attimo, la linea alla regia, ritorniamo poi a 300 km all'ora, quante nodi andiamo Natalino? 40? 45 nodi, ma si vola, quindi siamo con questa belva del mare, vi farò provare le sensazioni di questo gommone a 300 all'ora. Vabbè, ci fermiamo un attimo, a fra poco, non andate via. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Siamo ritornati qui in diretta dal Tirreno Cosentino, siamo in mezzo al mare, ci stiamo recando adesso al porticciolo di Belvedere, che in dialetti c'è un belvedaire, dice così, belvedaire, armaraino, lo paiese. Allora, invece qui Michele, ma tu quanto sei alto, Michele? Abbastanza, è un 85-86. 86 più IVA, senza tacchi qua, veramente complimenti. Allora, Michele, adesso facciamo un esperimento unico, perché proviamo, noi siamo in diretta ad andare a 100 all'ora, ci andavo a 100 all'ora per baciare la bimba mia, c'era una canzone di Morandi, ma noi andiamo a 40-42 nodi, adesso sta riscaldando il motore natalino. Allora, la fidanzata ce l'hai? Sì. Come si chiama? Chiara. Chiara, allora, è più chiaro di così si muore. Allora ragazzi, le immagini, guardate, chilometri di costa vuoti, non c'è nessuno. Questo siamo tra Cittadella, questo così sarà San Gineto? Capofella? Pietra Bianca, sì. Pietra Bianca e non c'è niente, guardate, non c'è quasi nessuno. Adesso vi facciamo vivere con Roberto alla camera l'ebbrezza naturalmente della velocità di questo gommone, lo proviamo. Amici, se cade la linea, pazienza, cerchiamo di riprenderla al più presto e ci proviamo. Allora, noi ci accomodiamo dietro perché Natali qua sopra secondo me sarà difficile stare qui sopra. A dove i cinturoni, ci sono i cinturoni di sicurezza, attaccatemi con una cintura perché sennò qua veramente... Allora Roberto, se sei pronto per la cavalcata, ragazzi, eccolo qua, ci siamo, i motori che... Allora, vediamo qua. Piano, sistemiamo la telecamera perché questo si vuole dramare, eccola qua, vai! Adesso vola anche l'operatore naturalmente in diretta per voi, andava a 100 all'ora, veramente qualcosa di unico questo gommone. Questa è la costa tirrenica cosentina, ragazzi, l'ebbrezza del mare vi giunge su Teleeuropa con Obiettivo Turismo in diretta per voi le ore 16. Scusateci per le immagini ma in qualche modo vi stiamo raccontando e vivere questa giornata di mare veramente bella. Per voi che siete a Cosenza, ovunque voi siete in questo momento in Calabria e anche in Sicilia, qua ci vola, mamma mia, non so se, mamma mia, già no. Bellissimo, qua siamo tra Pietragante, stiamo per arrivare, attenzione, eccolo qua, stiamo per arrivare, vabbè. Allora Natalino si rallenti perché qua ci vola tutto, è volato il microfono, è volato tutto, allora non so se ce l'abbiamo uno, sì ce l'abbiamo, è una cosa veramente... unica. Piero, non so se la regia mi senti, è volato già un microfono, vabbè, ci siamo, mi dicono che ci siamo, adesso vediamo di sistemare di nuovo il microfono perché è caduto, va bene, poi lo sistemiamo dopo. Anzi, lo tiene Roberto qua, vai, eccolo qua. Vi ricordo che siamo in diretta qui sul gommone del nostro Natalino Scarpelli. Veramente favoloso. Qua dove siamo, Natalino? Sempre di Amà, sempre Pietragante oppure siamo a Belvedere? Siamo quasi a Belvedere, manca veramente poco. Quanto manca a Belvedere? 2 miglia mancano. 2 miglia, e allora ce li facciamo ancora per voi, vi faccio rivivere alle 16.03 questa velocità bella, questo mare poi c'è Milano da bere, ma questo è un mare da vivere. È il mare nostro della Calabria, sentite l'ebbrezza del mare e la velocità di questo gommone. A quanto stiamo andando adesso? Siamo a 50 nodi, ragazzi,
50 nodi. Mamma mia, favoloso ragazzi. 51. Siamo in Obiettivo Turismo, per voi un grande appuntamento ogni martedì e venerdì su Teleuropa Network. Io mi devo incollare, scusami Natalino, ma mi siedo perché qua mi trovano a mare, ecco qua. Favoloso, era tutto per voi, le immagini vi giungono dalla costa tirrenica cosentina ragazzi, bellissimo, grande giornata di mare e io, lì si vede anche l'isola di Cirella. No! Sullo sfondo ecco quello che vedete è Belvedere Marittimo, e il paese sotto la marina di Belvedere. Stiamo per arrivare al porto di Porticciolo di Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza, in diretta per voi su Teleuropa. Sono le 16:05 in questo preciso istante. Scusateci per le immagini, ma come avete sentito stiamo andando quasi a 52 nodi ed è veramente tanto, insomma, credetemi che si vola, ragazzi, Madonna, si vola. Una giornata in barca, quindi è possibile fittare una barca presso Naudi Caravans per voi al porto di Cetraro e passare una giornata e vivere il mare. Veramente bella oggi questa giornata di martedì in diretta. Le immagini vi giungono da Belvedere, siamo a Belvedere, ecco qua, siamo. Ecco qua, ragazzi, veramente eccezionale, guardate, giornata veramente favolosa questa di oggi, con Natalino e Michele Scarpelli. Siamo a Belvedere, eccolo qua, stiamo per arrivare proprio nel porticciolo di Belvedere, stiamo entrando in questo momento. Noi manca poco, diciamo, alla fine della trasmissione, perché penso che ancora c'è la linea, ma madonna, siamo andati veramente le antennine si alzavano, ecco qua. Natalino, stiamo cercando, allora abbiamo recuperato anche Roberto, l'operatore, che si era quasi perso, abbiamo preso anche un microfono. L'hai recuperato il microfono, Roberto? Sì. E allora guardate, venite da questa parte perché chiudiamo tutti insieme qua, poi venire, allora chiudiamo perché siamo quasi in chiusura di trasmissione. Non è caduta la linea, vedi che bello, tu pure tutti bassi sono qua, sono tutti qua. Questo è il porticciolo di Belvedere, abbiamo fatto Cetraro Belvedere, avete visto Cavinia, i tuffi, insomma, abbiamo parlato del mare, abbiamo passato un pomeriggio, un'ora e 10, insomma, di mare, abbiamo vissuto insieme a Natalino e Michele
scarpelli natalino. Allora, cosa vogliamo aggiungere, prego? Ma peccato che non riusciamo con le immagini a trasmettere le emozioni che si provano per mare, quelle si possono vivere soltanto. Trasmetterle è difficile. Ci proviamo, con le parole, con le immagini, però viverlo è un'altra storia, è un'altra cosa. Allora, io vi ringrazio ragazzi, volete Nauticaravans vi aspetta, Carolei come azienda, naturalmente poi al porto di Cetraro per le vostre barche, c'è il noleggio, le barche usate, le nuove, insomma l'assistenza, sono a vostra disposizione. Ragazzi, siamo in chiusura, io vi ringrazio. Grazie a te per la disponibilità e l'opportunità che ci hai dato per trasmettere queste emozioni alle persone. Le abbiamo vissute noi veramente. Io vi abbraccio, vi saluto, dal porto di Belvedere è tutto, la linea allo studio alle 16:10 in diretta da Belvedere con Obiettivo Turismo. Da Fabio Di Polito è tutto, grazie, alla prossima, ciao Natalino e ciao Michele, grazie. La linea allo studio.